Enrico. Grazie, grazie Sveva, la nostra regista dalla bellissima voce. E un abbraccio a tutti i nostri radioascoltatori, i nostri 14 radioascoltatori, gatti compresi, e un abbraccio soprattutto a Matteo, un grande abbraccio a Matteo, un abbraccione a Tina e alla sua mamma di 102 anni. Ora, abbiamo detto la volta scorsa, sabato scorso, che la democrazia e la sua crisi hanno come cartina di tornasole la realtà quotidiana, la realtà che noi viviamo, che abbiamo vissuto anche questa settimana. Abbiamo detto la democrazia ha la sua radice, parlo di radice, nell'autodeterminazione dei popoli e come teoria applicativa il principio di sussidiarietà. Il tutto è come risulta anche dalla grande dottrina che dovrebbe essere patrimonio della Lega da Cattaneo su fino a Brunsolmiglio. Ora, in questo quadro che parte dal basso, in cui le componenti della società hanno e manifestano il loro potere, in questo modo, mediante una progressiva incidenza a salire, si arriva a quella sovranità che è Democratos, cioè il potere del popolo, e che non va confusa col sovranismo, abbiamo detto. Sovranismo non ha nulla a che vedere con la democrazia e col potere del popolo, per quanto si venga additati come sovranisti, ma è una follia. Sovranismo concettualmente consente allo Stato, cioè all'ente di servizio del popolo, di violare anche le sue stesse regole. Questo è il sovranismo. Non è assolutamente quello che corrisponde né alla democrazia, né all'autonomia, né al federalismo, non ha niente a che vedere. Ora, vediamo, sempre partendo dalla prospettiva democratica, di valutare quello che è successo settimana scorsa. Settimana scorsa al Parlamento europeo, improvvisamente, attraverso una risoluzione del Consiglio europeo, la Presidente, dottoressa Ursula Albrecht von der Leyen, ha preso l'iniziativa di, all'improvviso, finanziare con 800 miliardi di euro il riarmo, così è stato chiamato, dell'Europa. Dunque, chiariamo qual è la prospettiva. La prospettiva è: la Presidente della Commissione europea, la dottoressa von der Leyen, non ha i poteri, a lei non competono in quanto Presidente della Commissione poteri che riguardano armi, riarmo degli eserciti, non compete niente. È un'iniziativa, è una risoluzione che viene portata al Parlamento, il quale non può che approvare una raccomandazione, perché dall'ambito delle competenze del Parlamento europeo è escluso ovviamente quello dell'organizzazione dei trattati, dipende dai trattati, l'organizzazione di eserciti e addirittura la dichiarazione di guerra oppure inviare truppe da qualche parte, è escluso. Quindi non dipende da loro, dipende dai singoli governi. Ora, quindi c'è una raccomandazione che viene fatta ai singoli stati, mediante i quali gli stessi dovrebbero provvedere al riarmo dei loro singoli eserciti. Come è noto, gli eserciti dell'Unione Europea e degli stati appartenenti all'Unione Europea
che è un ente burocratico, ricordiamocelo sempre, non è un ente politico, non è un soggetto politico che in sé potrebbe quindi prendere decisioni di questo tipo, è un ente burocratico. Ora, i singoli stati, come è noto, non hanno hanno organismi di collegamento, di coordinamento, ma non hanno gli eserciti dei singoli stati non hanno nella loro struttura una coefficiente comune che li lega a quelli degli altri stati. La Francia addirittura ha una sua piccola forza atomica di mera deterrenza e gli altri sono organizzati ciascuno secondo le proprie tattiche, secondo le proprie strategie, secondo la propria storia, secondo la propria cultura, la propria scuola militare. Ciascuno diverso. Abbiamo un unico punto di riferimento di comando comune degli eserciti ed è quello della NATO fino ad oggi. Dopo la fine della seconda guerra mondiale, col cosiddetto patto del Nord Atlantico, gli eserciti dei singoli stati che hanno perso la guerra sostanzialmente e che fanno parte dell'impero americano altrettanto sostanzialmente, sono conglobati nella NATO e quindi nelle forze armate della NATO. NATO che era nata per fronteggiare l'imperialismo dei socialcomunisti di Mosca, dell'URSS, dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Era nata per quello. E nel momento in cui l'URSS è venuta meno, in realtà la NATO avrebbe dovuto a propria volta venire meno. Invece no, è diventata uno strumento anche per compiere altre operazioni militari, tra cui quella assurda e dolorosissima in Serbia. Ora, l'unico coordinamento quindi di questi eserciti europei, è la NATO. E la spina dorsale di questo collegamento è costituita dall'esercito delle forze armate degli Stati Uniti d'America, le quali, attraverso la NATO o in proprio, hanno ben 160 basi distribuite sul territorio dell'Europa occidentale, sul territorio europeo, e basi che sono munite di armamenti atomici molto potenti, ai quali quello francese non fa neanche il solletico. Come sono coordinate questi eserciti? Sono coordinati in modo da essere accessori, complementari. La spina dorsale è americana, gli eserciti europei sono di complemento più o meno specializzato, ma di complemento. Messi assieme non possono costituire, e gli americani il divide et impera lo conoscono molto bene, non possono costituire una unità, un blocco unitario, senza la spina dorsale dell'esercito degli Stati Uniti. Quindi oggi come oggi sono entità sostanzialmente disgregate, aventi singole specializzazioni, singole capacità, grandissime potenzialità, ma non costituiscono un esercito, non possono costituirlo. Quindi la prima delle osservazioni è: benissimo, dobbiamo implementare le nostre forze armate. Bene, la prima cosa è: siamo bene o male, rientriamo nell'impero americano, aderiamo da 70 anni, siamo abituati i nostri eserciti sono abituati al comando NATO. Non è una semplice voce del Presidente degli Stati Uniti d'America che dice: io forse potrei anche magari staccarmi dalla NATO a cambiare le carte in tavola. È chiaro che la prima cosa da fare, sarebbe dovuta fare, è trattare, e si dovrebbe fare, con gli Stati Uniti eventualmente un riequilibrio di queste forze, un tipo di riarmo, e anche favorire eventualmente, sempre che gli Stati Uniti lo vogliano,
la creazione di un vero blocco armato tale da poter essere efficiente e comunque autonomo, perché oggi come blocco europeo non è autonomo. Ora, improvvisamente, ecco che sulla semplice voce magari gli Stati Uniti escono dalla NATO, lasciano la NATO, e sul presupposto che sicuramente la Federazione Russa attaccherà o vuole attaccare gli Stati europei, si produce improvvisamente un finanziamento enorme, qualcosa di veramente enorme, per la creazione di un qualcosa che non c'è, perché non c'è il soggetto che può al quale questo insieme di eserciti può far riferimento, cioè il soggetto politico, perché l'Unione Europea, ripeto, non è un soggetto politico, è un soggetto burocratico. Quindi non può essere messo a capo di come comando finale, come decisione finale, a capo di un insieme di eserciti, che quindi provocano in guerra, dobbiamo pensare, un ente burocratico, che ne so, la FAO piuttosto che l'Agenzia delle Entrate. Non si può, ci vuole un soggetto politico, quindi manca il soggetto, manca un progetto di coordinamento e di creazione effettiva di un esercito che deve avere una spina dorsale e poi tutti i servizi, tutto quello che serve. Il problema della formazione di un armamento nucleare, perché è chiaro come il sole che se vuoi avere un esercito autonomo, gli Stati Uniti, la spina dorsale, hanno disseminato nelle loro 160 basi in Europa armi nucleari a tutte le parti, e noi abbiamo soltanto quelle quattro armi nucleari di deterrenza della Francia, che tra l'altro ha un esercito concepito a suo modo e che funziona a suo modo. Quindi un armamento nucleare. Ora, è evidente, è palese che da un lato, se l'Europa fosse un soggetto politico libero che può decidere autonomamente e che quindi è Europa, se fosse Europa è evidente che un esercito lo dovrebbe avere. Il fatto è che oggi come oggi non è Europa, quindi oggettivamente non si capisce cosa siano, a cosa servano quegli 800 miliardi, oggettivamente. Forse in questo, lo dico bonariamente e amichevolmente, me lo posso anche permettere dopo 30 anni con Matteo, forse la comunicazione doveva essere più precisa in questo senso, cioè tu mi vai a stanziare all'improvviso questi 800 miliardi, dimostrando che il debito può essere tranquillamente sforato e sfondato, me li vai a stanziare per un qualcosa che è impossibile. Oggi come oggi è impossibile e comunque non è studiato. C'è la NATO, partecipiamo alla NATO, non si capisce, non viene niente. Si mettono lì 800 miliardi e per questioni altrettanto essenziali riguardanti singole popolazioni piuttosto che singoli stati, hai stretto la corda al collo soffocando la gente. Com'è? Quando ti fa comodo ci sono 800 miliardi che saltano fuori all'improvviso, quando non ti fa comodo i soldi non ci sono e la gente viene strangolata. Questo è un dato che a questo punto pone ulteriori e gravi problemi. Ma andiamo oltre. Quindi nel momento in cui si dice se l'Europa fosse libera, se l'Europa fosse completamente autonoma, avrebbe bisogno di un esercito e avrebbe dovuto già riarmarsi da tempo, mica soltanto arrivare adesso, è un dato. Non lo è un punto interrogativo. Quindi c'è chi alla raccomandazione del Parlamento europeo ha votato a favore e qualche ragione ce l'ha, ideale. Cioè, se l'Europa fosse libera e fosse autonoma, è chiaro che deve riarmarsi, quindi non è che sia una roba completamente fuori di testa.
Dall'altro lato c'è chi, come la Lega, ha detto no perché non si mettono sul banco all'improvviso 800 miliardi senza sapere a cosa servono di preciso e soprattutto senza che oggi come oggi ci sia la possibilità di utilizzarli, perché non c'è neanche quella. Ora, la domanda che io mi pongo personalmente, quindi non è pensiero né di Matteo né della Lega, è in realtà a cosa servono questi 800 miliardi? Perché ovviamente il dubbio che servono ad altro, servono a coprire delle spese che sono avvenute e che sono quelle che sono. Esempio, noi abbiamo conferito armamenti all'Ucraina e l'impressione è che Stati Uniti e Federazione Russa si spartiscano le spoglie dell'Ucraina e che noi dobbiamo pagare le spese per la guerra. Questa è la mia personale impressione, ma non credo che sia soltanto mia. Ora, siamo davanti quindi a scelte che sono di tipo democratico. Torniamo alla prospettiva. Cioè, nel momento in cui io mi oppongo e rilevo che quei soldi improvvisamente ci sono e sono mancati per altre cose importanti, ci sono per scelte che sono impossibili e francamente poco comprensibili, perché se sono impossibili non si capisce a cosa servono di preciso. Cos'è? A riconvertire le aziende tedesche delle automobili che sono saltate per aria? Non so, a cosa serve quella roba qui? Ora, il popolo ha diritto di dire no, momento, o mi chiarisci come stanno le cose, o mi dici come stanno realmente le cose, oppure io mi oppongo. Ed ecco che più aderente a questa manifestazione del potere della gente, la Lega si manifesta e dice no, perché sono in corso trattative di pace e anche quelle trattative di pace tanto sbeffeggiate a sinistra daranno degli esiti secondo i quali che determineranno l'eventuale, probabilmente necessario, riarmo delle forze armate, un nuovo assetto di queste forze armate rispetto alla NATO, rispetto ai rapporti internazionali già esistenti. Questo è il senso dell'opposizione, l'opposizione della Lega. Non è diverso il no, perché posto male il quesito, posta male la questione, il no e il sì sembrano sullo stesso piano, no? Mica è vero, sono su piani diversi. Qui si dice questo. Dall'altra parte c'è il pacifismo a tutti i costi, pacifismo che è sempre stato, è stato una delle armi della terza internazionale, dei comunisti e socialisti, sposato dal Movimento 5 Stelle, dell'avvocato Conte, da AVS di Fratoianni, del dottor Fratoianni in Tesla, sposato, maritato Tesla, del geometra Bonelli, capo dei Verdi. Ora, è un pacifismo che è sempre stato utilizzato dai regimi comunisti per spaccare l'avversario, per spaccare l'Occidente. Tu ti disarmi, tu sei per il disarmo completo, io intanto mi armo e dopo, anche se non sono adeguatamente attrezzato, ti invado e ti domino. Questa era la dottrina dell'Unione Sovietica, questo fino a che nel 1989 è venuto meno. Ora, quindi un conto è dire attenzione, qui mi stai proponendo qualcosa di impossibile, mi hai fatto mancare i fondi quando servivano, adesso servono e non si capisce perché e a che cosa servono, quindi a me non la dai da bere, questo è un ragionamento. Altro ragionamento è invece che io debba essere disarmato a tutti i costi ed essendo disarmato a tutti i costi devo prima di tutto
arrendermi a chi? A chi mi può aggredire. Ed è addirittura contraddittoria la posizione, perché il soggetto che potenzialmente può aggredire è la Federazione Russa. Ora, mi chiedo, un conto è dire no, non si fa in questo modo, si prendono i soldi della gente, non si capisce per fare che cosa e soprattutto che senso abbia un riarmo dei singoli eserciti senza che essi abbiano un coordinamento e indipendentemente dai trattati internazionali della NATO. E questo è un discorso. Altro discorso è dire io per principio mi disarmo perché voglio essere pacifico a tutti i costi e tu, caro Putin, socialcomunista, erede dell'Unione Sovietica, agente segreto dell'Unione Sovietica, funzionario del KGB, e tu a questo punto fai quello che vuoi. No, è una cosa molto diversa. È essere un pro-Putin nemico. Io non ho né nemico né... Io so che abbiamo avuto come figure dei veri criminali in tutta questa vicenda in questi 3 anni. Dei veri criminali, e non è uno solo, non è solo Putin che lo è. Ma andare a dire io mi disarmo così almeno siamo belli tranquilli, così tu puoi fare quello che vuoi, no, è un no che ha una valenza completamente diversa. Valenza che invece viene apprezzata, questo pacifismo a tutti i costi, anche dalle gerarchie della Chiesa Cattolica che saranno in piazza oggi e che le gerarchie che sono tutto sommato da molto tempo la parte, diciamo, fra virgolette, spirituale di sostegno dell'area socialista. Ora, qual è il no? Quindi il sì ha delle ragioni se l'Europa fosse libera. Allora diciamo, completiamo il discorso di chi ha detto sì, benissimo, provvediamo immediatamente a creare un'Europa che sia libera, che sia autonoma e che effettivamente possa considerarsi tale. Vediamo come costruirla, non potrà che essere in modo rispettando le singole peculiarità dei singoli popoli, ma vediamo di costruirla. Allora il sì ha un significato e significato tutto sommato concepibile, compatibile. Quindi rimanendo il punto interrogativo sulle somme stanziate, perché stanziate così all'improvviso non si capisce bene a cosa servono. Benissimo, chiudiamo. Altra cosa è il no al pacifismo a tutti i costi, che non ha senso. Terza posizione, quella della Lega, quella di coloro che hanno votato con le stesse intenzioni della Lega. Non c'è, è impossibile la raccomandazione è impossibile sostanzialmente da attuare, non ha senso, sono soldi che non si capisce per cosa vengano spesi e a che cosa in realtà servano. Ecco. Spero di aver chiarito sotto un profilo sempre la prospettiva della democrazia, di aver chiarito le diverse posizioni, sono 3 sostanzialmente, e pensateci se volete, pensatela in ottica democratica, veramente democratica, democratos, il potere del popolo che parte dal basso, e a Dio piacendo vi saluto e ci risentiamo sabato prossimo alla stessa ora. Un abbraccione ancora al nostro Matteo. Avete ascoltato Centro Ronchi. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali